Che meraviglia! Qui siamo a Polcenigo, dopo aver passato non so quanti mesi chiuso in casa. Essere qui, in questo giro di teatri in Friuli, è una cosa meravigliosa. Che cosa ho fatto nei mesi passati? Ho fatto quello che abbiamo fatto tutti, cioè non ho fatto. Mi sono chiesto in questi mesi di chiusure, ma quando ho iniziato a fare il grullo su un palcoscenico davanti a un pubblico, com'è stato? Sai, quando si è lì in casa, che ci si guarda intorno senza impegni precisi, comincia a riflettere. E mi sono ricordato che io ho cominciato già diversi anni fa, negli anni 80, 1880, ho cominciato per gioco, ma anche rispondendo a un bisogno, come dire, fisiologico. E sono salito su un palcoscenico. Dopo qualche anno ho capito che cavolo era questo bisogno fisiologico. Era il bisogno, ed è tuttora, il bisogno di ridere delle cose della vita, in particolare delle cose spesso e volentieri, ahimè, meno belle della vita, delle cose che ti piacciono meno o addirittura che non ti piacciono, che ti fanno paura, che ti fanno cazzare. Ridere per esorcizzare queste cose negative, per respirare ogni tanto qualche boccata d'aria buona e farlo col pubblico. Pubblico che vuol dire ogni volta, di teatro in teatro, trovare un amico con cui sentirsi in sintonia. Quanto mi è mancato tutto questo in questi mesi? Moltissimo, moltissimo. C'è una gran voglia di fare teatro, per me grandissima, e anche di andare a teatro, trovare ogni giorno un pubblico con cui entrare in sintonia e giocare in un posto bello come questo ed altri analoghi posti del Friuli è il massimo che si possa volere. Quello che è bello, quello che ho potuto vedere proprio toccandolo con mano, è questo grande amore per il teatro che c'è in Friuli. Lo si vede dal pubblico, è un pubblico vivace con cui si entra facilmente in sintonia. Per me è il massimo dei massimi. E questo può esistere laddove c'è un lavoro precedente di anni e anni, di attenzione per il teatro, delle amministrazioni locali. Si muovono tutti in questa direzione, la valorizzazione dei teatri, ed è una cosa preziosa, non si può chiedere di più. Io in questo monologo un po' mi confesso, non è un caso che io parli molto male di noi maschi, sì, perché l'argomento è quello della vecchiaia, si è capito, di come si invecchia, di come si è giovane, quindi si parla anche della giovinezza. E insomma, arrivarci bene vuol dire anche aver cura del proprio corpo. E noi maschi siamo ignoranti a riguardo, siamo molto ignoranti. Durante il mio monologo io sento soprattutto risate femminili. I maschi, i maschietti miei colleghi, ridacchiano, ma un po' più imbarazzati, ma non è un caso, perché io parlo molto male di noi maschi, che siamo pieni veramente di difetti, di debolezze. E queste risate, soprattutto femminili, mi riempiono di gioia, perché capisco di essere nel giusto. Mi sembra importante nella vita guardarsi allo specchio e domandarsi, ma come ci stiamo comportando? Qualcuno a volte mi ha detto, ma allora saresti un maschio femminista? No, fermi tutti. Un maschio femminista non può esistere. Un maschio femminista è come un leone che dice di essere vegetariano. Ecco, fossi una gazzella non mi fiderei mai di un leone che mi dice, non ti preoccupare cara, per oggi mi son già fatto un'insalatina. No. Tutte le sere vedere il pubblico che viene nei teatri qui, in questa bella regione d'Italia, mi commuove. È un pubblico che io abbraccerei, non si può perché ci si può avvicinare e contagiare. Quindi da lontano, cercando di tenermi a distanza, vi ringrazio sera dopo sera e ringrazio naturalmente l'ERT, l'Ente Regionale Teatrale del Friuli, per questo bellissimo giro che mi sta facendo fare. Grazie davvero, grazie. Poi mi direte quanto vi devo.